Salve da Ricky Beatificato. E allora, oggi vi presenterò un'altra delle grandi interviste mie. Non voleva venire neanche ammazzato, ma anche a Bro non ne voleva. Però ci sono riuscito e adesso l'ho portato qui. Ed è anche per voi vi presento il signor David Gilmour. Veramente una grande intervista. Ci sentiamo dopo. A dopo, ciao. Benvenuto. Salutiamo. Sai che mi chiamano Beatificato ora? Sì, lo sa bene. Sai, perché mi fece un ruolo beato. Bravo, bravissimo. Troppo bello. E niente, ma sei ritornato ora di nuovo. Sai che ti abbiamo chiamato Sì, diverse volte, ma sei l'ho ritornato sentito a dire. fare musica, quindi ultimamente? Così dicono. Diciamo che io ho sempre fatto, bene o male, musica, diciamo, chiamiamola così. Anche se non lo capivano le persone attorno a me. Però a me piaceva la musica neomelodica, diciamo, quella che si fa nelle zone patronali per le feste. Nelle feste di quartiere, che so. Certo, in che abbiamo citofonato più di 2 o 3 volte, sai, ma non rispondevi mai. Ma comunque sei ritornato ora alla canzone neomelodica. Quando hai preso lo spunto da quando suonavi con i Pink Floyd o ti venne ora questa cosa? Come è combinata? Devo farglielo sentire ai telespettatori. Diciamo che quando ho conosciuto Roger Waters, devi una pensata, perché lo piccia la faccia un po' scarazzata. Cioè, quando lo guardavo mi veniva di cantare musica napoletana. Però, diciamo, neomelodica è molto più raffinato. Poi gliene ho parlato e lui fondamentalmente mi pareva convinto. Anche se ai tempi si beveva il latte, poi ho scoperto che ci mette la grappa. La verità. Perché giustamente chi matrimoni, sì, vai bene, poi specialmente il nome Iccato che c'è, diciamo, ti sei di successo, però grandi soldi non ne puoi fare. Io ti dirò una cosa, se tu puoi farlo sentire ai telespettatori, magari qualche pezzo. Sì, mi vergogna perché non mi ricordo gli accordi. Poi, sai, i matrimoni, i soldi si facevano, ma in realtà andavamo a prestare le damigelle e il Roger. Ci facevano tutte, non lasciavano pure dell'aria. Perché, diciamo, loro ci attezzavano. Di quando ero amico io, vedevo damigelle, bene, non capivo più niente. Poi mangiare. I miei matrimoni si mangia proprio niente, mangiare. Infatti certe volte eravamo così sazi che non ci capivamo più niente. Cioè, tipo, anche il Roger riciclava. Era bello, però te lo devo dire, veramente erano periodi che mi diverteva pure io quando ho iniziato a suonare. Ma tu hai preso lo spunto da The Wall per fare questa neomelodica? Sì, infatti. Prima? No, The Wall è stato un momento di riflessione forte. The Wall. Sì, io quando ho detto The Wall, a un certo punto ci sia Roger, ma diciamo, la storia di The Wall ti dia la gola e ti veni a mangiare che ne crai, salsiccia. Certo. Era importante mangiare prima o era meglio dopo? Prima, durante e dopo. Sì, perché molto spesso capita, sai, non è solo l'accordatura e cose, anche la manciata è particolare, perché ha un'importanza, molto molto grande, diciamo, nel discorso della intonatura. A me, no? sì, io so. A me, ma tu sì, mangi per intonarti oppure? A me piaceva la calzuma, a Iba invece l'insalata di musso, perché era spocciato, diciamo, ai tempi. Mica si faceva carbonella per isolare. Cioè, incredibile, 1,5 kg di salsiccia prima di ogni pezzo. Poi un bicchiere di vino rosso, un bicchiere di latte, che poi ho scoperto che ci mettevano di grappa. Era sempre antico a miracolo. Cioè, infatti io disse, ma The Wall come l'hai pensato? Come l'hai pensato? Perché io mi chiudo in bagno per fare i pezzi. Che so. Ma anche questo veramente. Poi ci fu, senti qua, questo è il pezzo che hai fatto ora. Non è che mi richiama un po' i tempi degli anni 70-80, vero? Questo qua. È un discorso un pochino. Sì, è vero, Zona Starita, Gianni Celeste, tutta questa gente di qua, grandi compositori rockstar. Però io mi trovavo ad Amaus, mi pare. Era al porto e mi venne l'ispirazione. Perché sono chiusi in bagno al solito. E mi venne l'ispirazione. Cioè, inizi danno all'abiretto e mi concentrai. E mi venne prima il pezzo melodico e poi l'assolo. Poi ci mise pure la tecnica di chitarra. È troppo bella. Batteria poi c'è nessuno. Mica per batteria. Dai, troppo bello. Diciamo che. Quindi tu metti la spina, sei in bagno e fai tutta la canzone così. Sì, è così.
Veramente è un artista eccezionale. Pochi sono i segreti. Qual era il segreto di farlo venire qua? Ci disse che ci accattava 4 kg e salsiccia e indovini. Ma questi sono gli artisti veri, gli artisti di una volta. Io ve li ho presentati.